Ater Treviso va a finanziare dei corsi, dei percorsi per formare delle persone che andranno a educare i nostri inquilini, non solo i nostri inquilini ma tutti quelli che andranno a operare nel mercato, quindi in cerca degli alloggi. Imparare a essere buoni inquilini per superare il grave problema dell'emergenza casa che colpisce la provincia di Treviso serve anche questo. Educare chi deve prendere in affitto un alloggio, si tratti di edilizia popolare oppure privata, a un buon comportamento che faccia filare lisce le cose sia con il padrone di casa che con il contesto circostante. Da qui la firma della convenzione tra Ater Treviso, Associazione Comuni della Marca Trevigiana e Centro Studi Amministrativi della Marca per la formazione all'abitare di volontari che si occuperanno poi a loro volta di accompagnare gli inquilini verso un corretto modo di abitare e tutelare i beni in affitto, stanziati da Ater 15.000 euro. È un passaggio estremamente importante perché ci rendiamo conto che tante volte ci capitano delle persone che non hanno le minime nozioni, quelle che sono quelle del piccolo risparmio per poter arrivare a fine mese a pagare quel piccolo canone d'affitto che è previsto dalla legge 39, o anche dei rapporti di vicinato, dei rapporti di scale, dei rapporti di condominio. Quindi ben volentieri noi crediamo in questo progetto che siamo convinti potrà portare dei grandi benefici in quelli che sono i nostri condomini, in quelli che sono le nostre utenze. Tante le realtà coinvolte in questo nuovo passaggio, terzo settore compreso, che si inserisce nel più ampio accordo sull'abitare. In più, la Regione ha dato una nuova disponibilità di alloggi ERP in base agli abitanti da destinare a particolari esigenze sociali. Che possono essere legate agli studenti, ma anche essere legate dall'altra parte a tutti quei soggetti come insegnanti o situazioni di papà da separati o mamme separate con figli, di poter gestire proprio una situazione nella quale è legata a persone che hanno del reddito ma che naturalmente non riescono in queste situazioni a poterlo utilizzare per avere un'abitazione.